si riparla di provincia, si presuppone che i vari progetti di legge che sono giacenti in Parlamento e che sono stati unificati in un unico progetto che è appunto all'esame del Parlamento, venga approvata una nuova legge sulla provincia. Un libro per capire presente e futuro delle province italiane, si intitola La nuova provincia ed è firmato dal giurista Gianfranco Perulli e da Alberto Mingarelli, edito da Supernova. Testo che arriva in un momento in cui il tema del riordino istituzionale torna di nuovo al centro del dibattito politico. E quindi abbiamo deciso di fare un libro che riassuma un po' i contenuti, i problemi di questo ente, proprio per dare modo ai cittadini di potersi documentare se ritengono e di avere quindi uno strumento di informazione. Provincia come ponte tra comune e regione. Nel libro non viene descritto come una sorta di relitto del passato, bensì come un pezzo indispensabile della macchina dello Stato. Ecco, le regioni sono nate, come sappiamo, nel 1970 del secolo scorso, quindi circa 50 anni fa, e prima non c'erano le regioni e c'era la provincia, quindi avevamo il rapporto comune-provincia. Con la nascita della regione, la provincia ha avuto uno spazio minore naturalmente. Le province non sono finite. Perulli rilancia il cuore amministrativo d'Italia. È un tema rilevante che dovrà essere trattato con grande maestria per fare una legge che possa essere una legge utile al cittadino.